Oggi è il giorno di San Diego. Il nome Diego è tipicamente spagnolo e ha origine greca. Il 12 novembre si celebra la giornata mondiale contro la polmonite. In regioni come quelle dell'Africa subsahariana e dell'Asia meridionale, la polmonite rappresenta una delle principali cause di mortalità infantile e l'inquinamento ambientale emerge come fattore critico nell'incremento dei rischi. L'insorgenza della malattia può essere prevenuta trattando appropriatamente eventuali altri problemi di salute, come le cardiopatie e il diabete, e con la vaccinazione anti-influenzale estesa alla maggior parte della popolazione. In Italia sono le 8:40 del 12 novembre 2003 quando un camion sfonda la recinzione della base italiana dei carabinieri a Nassiriya, in Iraq, aprendo la strada a un'autobomba caricata con 300 kg di esplosivo. L'attentato provoca 28 morti, di questi 19 sono italiani. Ma sapete che i bambini sviluppano le proprie impronte digitali prima di nascere? Le linee delle dita si formano già intorno alla 10ª settimana di gravidanza e rimangono uniche per ogni individuo per tutta la vita. Questo significa che ogni bambino ha le proprie impronte digitali ancor prima di venire al mondo. Buongiorno ai 12. Oggi la situazione planetaria sembra un po' più calma. La Luna, seppure splende il Leone, oggi ha un conflitto con il Sole. Proprio nel suo regno, forse, oggi qualcosa potrebbe non essere percepito come quello che realmente è. Vediamo i 12 come se la cavano. Ariete, per voi la Luna fa comunque sempre gioco, anche se volete di più dall'amore e volete maggiore compartecipazione da parte del partner, provate a chiederlo. Toro, per voi la Luna è di quadratura ed è una Luna un po' antipatica perché tra l'altro rimarca l'opposizione del Sole ai vostri gradi e quell'Urano che è tornato un po' infaustamente si oppone a un Marte un pochino pieno di tensioni, per cui oggi è una giornata un po' fastidiosa, urticante. Oggi non volete neanche che vi si parli, perciò cercate di non rispondere male alle persone che avete intorno, non è da voi. Gemelli, oggi la giornata è una giornata che rappresenta un cielo terzo, un'avanti tutta, si parla di voi, state curando un po' meglio la vostra immagine, siete anche molto più convinti e più eccitati dalle cose che fate e da come le fate. Per adesso vi piacete un po' di più, né Marte né Mercurio dall'opposizione in Sagittario potranno rovinarvi i piani, anche se gli imprevisti non ci saranno, ma non vi dovete scoraggiare. Cancro, Luna oggi di seconda casa, visione chiara per voi, tanto chiara che collide proprio con qualche piccola bugia del Sole. Se pensate che il partner o qualcuno non sia sincero con voi, non avete che da manifestarlo. Leone, entriamo proprio nel vivo di quello che succede oggi con voi zodiacalmente tra i pianeti. La Luna nei vostri gradi e il Sole, il vostro astro in Scorpione, che proprio non vanno d'accordo. C'è qualcosa che non è chiaro e voi volete sapere cos'è. Troverete comunque con l'intuito la risposta alle vostre domande. Vergine, per voi la Luna oggi torna a essere un pochettino più pensierosa, un po' meno rilassata, come se avesse bisogno di capire fino a che punto vi potete affidare a qualcuno. Le risposte le avrete in giornata. Bilancia, per voi la giornata di oggi è una giornata un po' più carezzevole, Venere è più smarcata dalla Luna, ma ha sempre un conflitto con Plutone da gestire, per cui oggi il vostro sentimento potrebbe un po' essere messo alla prova da una pesante autocritica. Scorpione, Venere nei vostri gradi si barcamena un po' e anche il Sole con la Luna che proprio oggi non va d'accordo. Oggi le energie sono un po' disordinate, anche se i sentimenti sono chiari.
da parte vostra, dovete semplicemente sperare che la situazione migliori con la vostra dinamica un po' complicata ancora in corso. Sagittario, in questo momento Marte e Mercurio godono di trigoni molto intuitivi con Nettuno, solidi con Saturno. L'opposizione con Urano però su Marte rende tutto abbastanza teso. Saturno e Nettuno saggiamente dialogano anche con questo pianeta, tentando di recuperare un po' le condizioni serene di questo autunno un pochino inaspettato e complicato. Capricorno, per voi oggi la Luna non è foriera di grandi consigli, anzi se li dà un po', ma non vi dispiace stare un po' più defilati. Oggi il vostro low profile sarà importante proprio per capire qualche informazione che non vi aspettavate. Siete oggi un po' spie. Acquario, oggi la giornata prevede una luna in opposizione. Questo a voi non piace molto perché detestate perdere il controllo delle emozioni. Coraggio, c'è di peggio, lasciatevi un po' andare qualche volta. Pesci, per voi la giornata oggi è piena di una grande capacità di raccordare delle cose che da sole non vanno. Probabilmente vi troverete a contenere del disagio tra qualche persona a voi vicino. Anche al lavoro il vostro sarà un gioco di recupero di tutta una serie di cose che, se lasciate al caso, possono diventare un po' complicate. È il 12 novembre del 2011. Silvio Berlusconi si reca al Quirinale per presentare le dimissioni del suo governo al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Dalle 21:42 il Cavaliere non è più il Premier. Finisce così il berlusconismo dopo 18 anni. In piazza si scatenano tripudio e contestazioni. Per indicare qualcuno particolarmente pronto ad attivarsi per un evento o un'opportunità, in inglese si utilizza l'espressione quick off the mark, letteralmente traducibile con veloce fuori dal segno. In italiano può essere reso con veloce e acuto. Era chiamato Hulk per la sua forza bruta. Nato a Livorno nel 1945, Franco Bellucci, dopo una febbre violenta, fu vittima di una lesione cerebrale che lo privò della parola e gli scatenò impulsi distruttivi. A 17 anni venne internato in manicomio, dove a poco cominciò ad assemblare rottami e pezzi di giocattoli, realizzando sculture bizzarre. Oggi è riconosciuto come un geniale artista. Ci salutiamo con la frase del giorno. Scrivere bene è sempre come nuotare sott'acqua e trattenere il fiato. E quindi perché no, oggi provate ad immergervi in una nuova lettura, che sia un romanzo, una rivista oppure un buon giornale. Noi ci rivediamo domani, pronti per iniziare insieme un nuovo giorno. Buona giornata dalla vostra Martina.